Astăzi, 20 noiembrie 2022. Eu mă aflu la Sestrier. Mă aflu la parcarea la piața Fraitevi și de aici eu voi începe parcursul meu de trail running. Astăzi am în plan să ajung până la Monte Sises. Iată, dacă vedeți. Chiar dacă el e, observați că are pe vârfuri zăpadă, eu oricum voi încerca să alerg și să-l cobor. Acum mă schimb cu hainele de antrenament și peste câteva timp voi începe cursa mea de astăzi. Mi sono cambiato, passo in italiano, ho iniziato in rumeno, ma ho pensato poi di parlare in italiano. Non vi spaventate perché non vado a rubare la banca. Ho messo questa mascherina perché qua è già freddo, sono meno 2 gradi. Se vedete le macchine da sparare già hanno cominciato a sparare la neve lassù. Ho messo questa mascherina perché è un po' freddo, come ho detto. Per non raffreddare sono coperto tutto. Mi sono cambiato e adesso vado a correre. Sto iniziando questa gita, corsa, camminata e poi corsa da questa piazzale Fraitevo, non so come si chiama. Un quarto d'ora di camminata e poi corsa. Chi sta guardando questo video, vi dico una buona vista e guardatelo con piacere. Ah già, scusami, è vero.
це відчувати.
La mia corsa.
Sono al chilometro quasi 1,5. A questo dislivello c'è tanta neve. Poi in ombra è rimasta. Non pensavo che trovo così tanta neve. E ho preso i bastoni Leki, quelli dell'altra volta, ma non ho messo le papparelle e a volte i bastoni entrano nella neve. È un po' profonda, non di tanto, un 5 cm di neve c'è. Ecco, anche adesso. Da qui si osserva i verticini delle montagne, già. Non ho tanto e sto arrivando al mio punto di destinazione. Il percorso è facile, non è ripido. La prima parte. E penso che non lo trovo ripido neanche più su. Arrivo a un tratto dove c'è più sole, prendiamo un po' di sole. In ombra è un po' freddo. Dal parcheggio di partenza fino a qua non ho trovato il sole ancora. La strada è facilissima, è molto evidenziata, si capisce dove si va. Poi qui tanti persone che già hanno camminato, hanno fatto sulla neve le sue strisce.
qui di nuovo un altro gruppo, come sempre.
Quest'anno le prime impronte non le faccio con gli sci, ma le ho fatto con le scarpe. Però se guardiamo dietro sembra una striscia di sci. Sono al ritorno al mio punto di partenza, quasi ancora mezz'ora o un'ora, non di più. Mi sono un po' perso, ma dopo ho trovato la via delle funivie e il mio ritorno sarà sulle piste da sci. Magari qui ho trovato un po' di terra. A mezzogiorno la temperatura è aumentata da sotto zero, forse sono 5 gradi. Al sole è molto caldo. Ho un po' solo di freddo alle mani. Tagliamo un pezzo, andiamo su nel bosco. Se nevica così forse aprono anche primo di dicembre, ma primo di dicembre è fra 10 giorni. Vediamo. Se no aprono al 15 di dicembre. Entro un mese nevica ancora. Qui trovo una strada. Non so dove va questa strada, ma sicuramente in basso.
Sì, questa è una via di collegamento. Se la pista è troppo dura, fanno vie per quelli che non sanno sciare. E anche per i trattori che devono salire a preparare le piste.
3 ore e 40 minuti in corsa e camminata insieme. Alcuni tratti non ho riuscito di farli correndo, troppo ripidi. Dove riesco corro, dove no cammino. L'importante non dovetevi fermare, perché se vi fermate con la neve rischiate il secondo giorno di svegliare al mattino con un raffreddore. Vi dovete fermare solo non più di 5 minuti e vi fermare al sole, nei posti soleggiati. Ho preso la strada che arriva a Sestri. Sarà l'ultimo chilometro. In totale sono quasi arrivato a 9 chilometri. Da qui finisco la corsa e inizio a camminare. Io all'inizio e alla fine cammino così, all'inizio per riscaldare, alla fine per rifaticamento.
Questa è la via su quale sono arrivato qua. Sono rimasti sulla neve ancora le mie impronte. A 100 metri da qui si osserva una macchina e la strada asfaltata. Come è arrivato qua non si sa, ma fra un po' scopriamo questa risposta alla domanda. È arrivato sulla strada, perché questa è una strada per le macchine. Per tornare al posto dell'auto faccio il giro dall'altra parte del lago per cambiare un po' l'immagine. Guardate davanti che bella immagine delle case. Sono alberghi, case. Che li potete affittare tutto l'anno. E vi ripeto di nuovo che se volete affittarli è meglio che li affittate prima, con un mezzo anno prima, perché in stagione è molto difficile trovare un posto. La temperatura è più di zero, ma stanno ancora sparando. Può darsi che arriva il ghiaccio da dentro.
E poi anche un piccolo trattore che sta battendo la strada. C'è tanto lavoro adesso da fare qua per preparare le piste. Sto camminando sulla pista baby, che è ancora in erba, coperta di tutta di erba, e là davanti si osserva un tipo di stadio. Sì, è un stadio di ghiaccio di Sestria. Ma non è ancora preparato. I turisti non sono arrivati e allora non lo preparano per quelli che vivono qua, che vivono qui. Piace più camminare, un po' correre anche, e le biciclette, come anche a Torino. Però a Torino il Pallavela è già aperta. Prossima settimana vado a fare un giro là. Inizia la stagione invernale. Salgo questa scala e la mia gita a Sestria è alla fine. Ultimi 100 metri. E sono arrivato. Adesso vado in quella pizzeria a prendere una pizza. Faccio un po' di riposo.
un quarto d'ora e poi vado a casa. Ho tolto la mia mascherina che mi copriva la faccia, così sono nascosto dal freddo. E adesso, come ho detto, vado a prendere una piccola pizza e poi in macchina e a casa. Da qui fino a casa sono quasi 2 ore e chissà, in strada può venire la fame e un pezzo di pizza farà la differenza. E allora andiamo a prenderlo. Ho preso la pizza, un po' caro, ma dopo una giornata senza mangiare è andata bene.